in questo periodo dobbiamo stare in casa. Quale occasione migliore? Quella di cucinare tutti questi meravigliosi dolci. Questi sono tutti i dolci della mia terra. Gli struffoli, gli scauratielli, sono delle zeppole di acqua e farina con tanto miele. E questi sono i mostaccioli napoletani. Il panettone diventa subito speciale con una ganache di cioccolato, semplicissima da fare. Sciogliete in un pentolino il cioccolato fondente, un pochino di burro e un pochino di latte. Non appena diventa liquido, lo buttate sul panettone e poi decorate con le mandorle, gli zuccherini e tutto quello che avete. La zeppola di patate. È facile da preparare, ma allo stesso tempo ci vuole un occhio esperto per l'impasto. Improvvisamente lieviterà e nel momento in cui è nel suo massimo splendore lo ritoccate, fate questo famoso incrocio che facciamo noi a Napoli e la buttate nell'olio. Una volta fritte, le nostre zeppole le tuffiamo in mele, zucchero e cannella e io che vi canto: mele, zucchero e cannella, pata fa sta bocca bella. Perché io sono una canta chef, perché amo cantare e cucinare, e specialmente nel periodo natalizio. Quando nascette Ninna a Betlemme, era notte parea mezzogiorno. Io vi auguro un felice Natale, tanti auguri amici miei, e sempre con il cuore tutte le cose che facciamo.